Ed ora la cultura, torniamo a Rovigo per parlare della mostra dedicata a Giacomo Matteotti, deputato originario di Fratta Polesine, ucciso nel 1924. L'esposizione è allestita da alcuni giorni a Palazzo Roncale. Vediamo. Moriva il 10 giugno del 1924 Giacomo Matteotti, deputato rodigino, originario di Fratta Polesine, nonché segretario del Partito Socialista, ucciso da una squadra fascista. A quasi 100 anni dal delitto è la sua terra a dedicargli una mostra allestita a Rovigo, a Palazzo Roncale, aperta al pubblico fino al prossimo 7 luglio. L'esposizione si chiama Matteotti, una storia di tutti, e punta a raccontare l'attività politica di Matteotti, ma anche e soprattutto altro. Con questa esposizione infatti si va oltre a ciò che del deputato si racconta nei libri di storia. L'obiettivo e gli spazi allestiti puntano a raccontare il Matteotti uomo, ma anche il Matteotti bambino, nato a Fratta Polesine nel 1885, la sua crescita e le sue passioni. Cioè quello di restituire un Matteotti che non fosse soltanto la vittima, l'eroe, ma il personaggio vivo, la sua famiglia, i suoi affetti, la politica, la cultura uomo. Un Giacomo Matteotti politico, ma anche persona appassionata, sportiva, presentata in maniera semplice ma chiara al visitatore. Il visitatore ripercorrerà dall'ambiente, il Polesine, le condizioni disastrose, quelle stesse condizioni che spingono il figlio di una famiglia agiata a sposare le idee del socialismo, i suoi vari impegni politici anche internazionali, ma anche le sue passioni, lo sport, canottaggio, la montagna, l'equitazione. Una mostra che fa parte delle iniziative messe in campo per ricordare la morte di Matteotti a 100 anni da quel 10 giugno del 1924 e promossa in questo caso da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con la collaborazione del Comitato Provinciale per il Centenario di Matteotti. Credo che sia un personaggio effettivamente che fa parte della storia del paese e in particolare però fa parte della storia di questo territorio. Io spero che alla fine di quest'anno matteottiano la figura di Giacomo Matteotti sia più impressa nella storia del paese e soprattutto nella coscienza degli italiani.